Un'altra giovane vita spezzata sulle strade venete in uno schianto a Santa Maria di Sala. Muore la 25enne Sara Micheli di Mestre. La tragedia sotto gli occhi del fidanzato che si trovava su un'altra auto davanti alla ragazza. Camion in retromarcia travolge un operaio 56enne di Legnaro. Gravissimo incidente sul lavoro alla Pittarello in zona industriale a Padova. Manovra, il presidente di Confindustria Veneto Carraro vede un clima difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Ricorso della Regione non solo al TAR ma anche alla Corte Costituzionale contro i vincoli paesaggistici imposti dal Ministero dei Beni Culturali sul Comelico, l'annuncio di Zaia. Una quarantenne si barrica in casa a Chioggia minacciando di far esplodere l'alloggio che aveva saturato lasciando aperto il gas, l'uomo fermato in tempo dalla polizia. Mancati pagamenti, hotel a 3 stelle di Cortina affacciato sul Monte Cristallo viene messo sotto sequestro, i clienti sfrattati dalle camere. Smog, da domani in vigore anche a Treviso per la prima volta il massimo livello di allerta, stop anche ai diesel fino a Euro 4 a uso commerciale, ma attenzione anche le stufe a pellet, possono essere accese solo quelle di ultima generazione. A ottobre la mostra evento su Van Gogh a Padova, in Olanda il curatore Marco Goldin presenta assieme al sindaco Giordani i capolavori del genio che saranno in mostra nella città del Santo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, edizione che si apre con la cronaca e purtroppo con l'ennesima giovane vita spezzata sulle strade venete. L'incidente mortale è accaduto a Santa Maria di Sala, a perdere la vita una ragazza mestrina di 25 anni. Erano le 22 circa quando domenica sera l'auto di Sara Micheli, 25enne di Mestre, si è scontrata con quella proveniente dalla direzione opposta, in via Caltana, Santa Maria di Sala. Questo è il punto di via Caltana in cui è avvenuto l'incidente. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Per Sara non c'è stato nulla da fare. Sara stava percorrendo la via in direzione Mirano. Davanti a lei l'auto guidata dal fidanzato che in quel momento avrebbe eseguito un sorpasso. La ragazza l'ha seguito, ma mentre lui sarebbe riuscito a rientrare nella corsia, la 25enne si è trovata davanti l'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta con 3 ragazzi a bordo che per cercare di evitare l'impatto hanno carambolato finendo nel fossato. Ad avere la peggio la 25enne, rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ferite lievi per i 3 ragazzi a bordo dell'altra auto, trasportati all'ospedale di Dolo. Hanno una prognosi di 8 giorni. Il giovane alla guida, un 27enne di Mirano, è stato sottoposto come da prassi all'alcol test. Sara Micheli viveva a Mestre con la mamma e 2 fratelli, era la più piccola. Gestiva insieme al fidanzato il bar Ciringhito dietro Piazza Ferretto. Nel marzo 2018 aveva perso il papà, ex lavoratore a Porto Marghera. Non è la prima volta che in via Caltana qualcuno perde la vita. Poco distante, al luogo dove è morta Sara, solo 3 mesi fa aveva perso la vita Lucia Tornabruni. E il sindaco di Santa Maria di Sala parla di una strada maledetta, ma tutti, dice, devono fare la loro parte. È una strada maledetta, è una strada che sta mietendo morti e purtroppo le nostre funzioni da amministratori piuttosto che da persone che dovrebbero aiutare questi percorsi non hanno le mani un po' legate. Le spiego perché. Noi dopo 40 anni stiamo facendo una pista ciclabile che parte dalla Madonna Mora fino all'entrata dell'autostrada di Scaltenigo insieme con il Comune di Mirano e in collaborazione con la città metropolitana. Questo con la pista ciclabile non è che questo incidente sarebbe stato evitato, perché un doppio sorpasso in una zona in cui non si può sorpassare, e come è avvenuto l'incidente, anche se c'era una strada a 4 corsie, quelle cose non si devono fare. Ma oltre a questo noi parliamo per migliorare. Profondamente toccato dall'incidente in cui ha perso la vita Sara Micheli, il sindaco di Santa Maria di Sala, che domenica si è recato sul luogo dell'incidente in via Caltana, lancia un appello. Invito il sottoscritto per primo, il sindaco Brugnaro, la Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, di cercare di far prima possibile a mettere i ferri in acqua per
cominciare quest'opera, che farà una pista ciclabile, e cercheremo anche di quel che è possibile, allarghiamo un po' quella carreggiata che non solo è teatro di tanti incidenti, ma mettiamo in sicurezza una strada per le nuove generazioni, per cercare di far sì che questi episodi possano avvenire sempre meno. Dobbiamo assolutamente far squadra per cercare di trovare risorse necessarie per far sì che queste strade, specialmente la via Caltana, questa dove c'è stata ieri sera l'incidente, e la via Desman, sono due strade del nostro comune in cui troppo spesso sono teatro di incidenti mortali. Dobbiamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare tutti insieme. Uno da solo non ce la fa. L'appello però va anche agli automobilisti, soprattutto quelli più giovani. Sono strade pericolose, noi cerchiamo di dirlo a più voci, ma soprattutto per i ragazzi giovani. Ragazzi, andiamo piano, ne va della nostra vita, delle nostre famiglie, tutti insieme dobbiamo fare l'opera. Se qualcuno si chiama fuori non ce la faremo mai. Ha riportato varie ferite e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita la studentessa di 12 anni, investita questa mattina a Thiene da un'autovettura mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare a scuola. Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale nord-est vicentino, la ragazzina è stata colpita e gettata a terra da un'auto condotta da un 31enne vicentino. A soccorrere per primo la studentessa è stato proprio l'automobilista che insieme ha chiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata un'ambulanza del SUEM dell'ospedale di Sant'Orso. I sanitari le hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarla nel nosocomio. L'incidente ha causato anche forti ripercussioni al traffico della zona. E adesso l'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte a Montebelluna, in provincia di Treviso. Un furgone si è letteralmente spezzato in due dopo un violento impatto contro un'auto. Un impatto violentissimo tra un furgone e un'auto. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzanotte in via Caonada a Montebelluna. Il primo mezzo, a causa dello schianto, si è letteralmente spezzato in due, completamente sventrato. Ferito in maniera fortunatamente non grave il conducente del furgone, che è stato soccorso prima dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale dai sanitari del SUEM 118. Saranno le forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, viste le condizioni dei mezzi coinvolti. Lotta tra la vita e la morte. Un operaio che oggi intorno alle 11:30 è stato colpito alla testa da un camion in manovra nella ditta dove lavorava. L'incidente è avvenuto vicino ad un portone d'ingresso delle merci del magazzino della Pittarello Scarpe in zona industriale a Padova. Il camion carico di merce era in retromarcia. L'uomo, un 55enne di Legnaro, dopo i tentativi di rianimazione è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e versa in pericolo di vita. Voltiamo pagina, parliamo di economia con i temi affrontati dal presidente di Confindustria Veneto Carraro, arrivato nel pomeriggio nel trevigiano Mogliano Veneto. Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, arriva a Mogliano per il convegno organizzato dalla CISL sulle imprese locali acquisite da aziende o fondi stranieri. Un tema di grande attualità. Sono convinto che per il nostro territorio sia importante ricevere, accompagnare, invitare le aziende internazionali, ha spiegato Carraro, legato a questo tema, quello della partecipazione dei lavoratori all'amministrazione aziendale. Non sono contrario a priori, evidentemente il modello tedesco, che è un modello di successo, hanno contribuito a qualche cosa, ma vanno viste le specificità di quel paese. Oggi non vedo che oggi ci sia la necessità da parte delle imprese di aprire a questo tipo di modello. Il numero uno degli industriali veneti è poi tornato sulla proposta della presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, di creare un soggetto che possa portare alla nascita dell'Appa Treve, ovvero di un'area metropolitana che graviti intorno a Venezia, Padova e Treviso. Manchiamo in questo territorio di competitività e di attrazione un po' per questi che chiamiamo i giovani cervelli in fuga, che non trovano più un ambiente per sviluppare anche le loro professionalità. Io più che a una capitale vedo a una diffusione
a una diffusione del territorio. Per quanto riguarda poi il dopo boccia, Enrico Carraro ha spiegato come sia in corso il dibattito all'interno di Confindustria anche con gli altri presidenti e a proposito di futuro non convince del tutto la manovra economica del governo. Vedo alcune poche novità, vedo ancora grandi difficoltà per le imprese, vedo ancora un clima così difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Quello che non stanno facendo è costruire un clima sereno nei confronti degli investitori e degli imprenditori. Nonostante le difficoltà burocratiche e la non facile situazione del mercato immobiliare, il progetto di razionalizzazione delle proprietà della Regione prosegue assicurando un introito importante di risorse da impiegare in quello che interessa veramente ai cittadini. Il 2019 si è chiuso con alienazioni per 6.113.500 euro che ci hanno fatto superare la somma di 38 milioni dal 2010. Stiamo parlando dei beni di cui è venuta meno la destinazione a pubblico servizio e l'interesse all'utilizzo istituzionale, ma dalla cui vendita si aprono nuovi investimenti in settori come la salute, il sociale, la scuola, l'ambiente e la protezione civile. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia fa il punto sull'attuazione del programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare. Dal 2010 sono stati conclusi positivamente 26 procedimenti di vendita. Nell'anno appena concluso si sono chiusi positivamente 6 avvisi pubblici per degli immobili nel centro storico del capoluogo regionale. Per quest'anno, prosegue il governatore, è già attiva la procedura per la vendita di 67 immobili per un valore complessivo di quasi nuovi 100 milioni di euro. E nuova battaglia legale tra Veneto e governo, in ballo i vincoli paesaggistici imposti sul Comelico. Per la regione un'invasione di campo intollerabile e scatta un doppio ricorso, l'annuncio è proprio del governatore Zaia. Siamo convinti che i vincoli paesaggistici posti appunto tra il Comelico e la Val d'Anziei dal Ministero siano vincoli posti, ma sono competenze della Regione, per cui c'è un'invasione di campo, definiamola così tra virgolette, da parte del Ministero. Non siamo dei guerrafondai, ma dobbiamo difendere i nostri territori. Se lo Stato invade il campo e le competenze, la battaglia sarà anche davanti alla Corte Costituzionale. Il governatore Zaia l'aveva annunciato quando la bufera era scoppiata negli ultimi mesi del 2019, ora è ufficiale. Il caso dei vincoli paesaggistici imposti con un decreto dal Ministero dei Beni Culturali nel territorio tra Comelico e Val d'Anziei diventa battaglia legale e con un passaggio in più, un doppio ricorso. Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri coinvolti, annuncia il governatore, ma anche alla Corte Costituzionale. Invasione di campo intollerabile dunque per la Regione e non solo, visto che in questi mesi a rivoltarsi erano stati pure i comuni e le categorie economiche, perché quei vincoli hanno una conseguenza concreta. Significa non poter più realizzare l'impianto di collegamento, detta proprio in soldoni, tra il Comelico e la Valpusteria. Collegare il Comelico con la Valpusteria dal punto di vista sciistico, di carosello sciistico, significa offrire un'opportunità a tutta la parte del Comelico che oggi non ha. Capisce anche lei, capiscono tutti, anche i non esperti di montagna, che se il Comelico avesse un collegamento con la Valpusteria diventerebbe ancora più attrattivo e potremmo anche far fronte a quello che oggi è il vero dramma del Comelico, che è lo spopolamento. In ballo ci sono i mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi invernali 2026, appuntamenti troppo importanti per la montagna bellunese, che paradossalmente solo sabato scorso ha visto inaugurare dal ministro Federico D'Incà, assieme ai vertici della regione e della provincia, la Freccia nel cielo, nuova cabinovia di Col Druschet sopra Cortina. Quei vincoli allora fanno ancora più arrabbiare la regione, anche perché, spiega Zaia, il collegamento Comelico-Valpusteria è un'opportunità. Io penso che sia anche un buon punto di equilibrio tra la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e quello che poi significa anche mantenere la presenza dell'uomo nella montagna. La montagna senza uomo non può vivere e l'uomo senza montagna è in egual misura. Restiamo nel bellunese con un hotel sequestrato e clienti costretti a lasciare le proprie camere. È successo in un albergo a 3 stelle di Cortina, di fronte al Monte Cristallo. L'ufficiale giudiziario si è presentato in hotel l'altra mattina con i carabinieri e ha messo la struttura sotto sequestro per mancati pagamenti. Si tratta dello Sport Hotel Pocol, sole 16 camere per una trentina di posti letto. Vittime collaterali della situazione, clienti che sono stati sfrattati dalle loro camere e trasferiti in strutture vicine, ma altri avevano prenotato su Booking per questo fine settimana e si sono trovati l'amara sorpresa delle camere sotto sequestro.
Continuiamo con la cronaca. I poliziotti del commissariato di Chioggia sono riusciti a scongiurare una tentata strage in Calle San Nicolò. L'allarme è stato lanciato da un'anziana signora dopo che il figlio 45enne tossicodipendente pregiudicato si era barricato in casa minacciando di far esplodere il condominio. Polizia, vigili del fuoco e personale sanitario hanno avvertito subito un forte odore di gas proveniente dall'appartamento. Aperta la porta con le chiavi della madre, 2 agenti hanno chiuso il gas e spalancato porte e finestre, mentre gli altri provavano ad entrare nella camera dell'uomo che con un braccio e con il corpo cercava di bloccare gli operatori, mentre con l'altra mano cercava di azionare un accendino. Sono stati sequestrati anche 2 coltelli dalle lame di 25 cm trovati in possesso dell'uomo. Sedato e accompagnato in ospedale, il quarantenne è stato arrestato per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Parliamo adesso di smog. Da domani in vigore anche a Treviso per la prima volta il massimo livello di allerta. Stop anche ai diesel fino a Euro 4 a uso commerciale, ma attenzione anche alle stufe a pellet, possono essere accese solo quelle di ultima generazione. È la prima volta siamo arrivati in questa situazione legata al fatto che la piovosità è bassissima e quindi andremo avanti finché non ci saranno delle condizioni climatiche differenti o non pioverà, e sinceramente non vediamo questa prospettiva a breve termine. 10 giorni consecutivi di sforamento dei limiti di polveri sottili nell'aria e Treviso, come quasi tutti gli altri capoluoghi veneti, innalza i provvedimenti antismog. Scatta l'allerta rossa, con il risultato che la mattina dalle 8.30 alle 12.30 non potranno circolare nel territorio comunale, non solo in centro, anche i mezzi commerciali diesel fino a Euro 4, con intuibili disagi per chi deve lavorare. Sì, sicuramente noi abbiamo cercato di fare tutta una serie di deroghe che consentono le emergenze, ma è chiaro che anche i trasportatori dovranno attrezzarsi per muoversi all'interno del comune di Treviso seguendo e rispettando quelle che sono le normative. Tutte le deroghe e i moduli per usufruirne sono scaricabili dal sito del comune di Treviso, dove sono indicati anche i percorsi autorizzati, quelli che sfruttano la tangenziale e le sue uscite. Allerta rossa che rischia di permanere per almeno una settimana. Nel frattempo, per non aggravare la già pessima qualità dell'aria, anche il cittadino che non si mette al volante è chiamato a fare la propria parte. Attenzione quindi anche all'uso delle stufe a pellet. Usare quando possibile i mezzi alternativi all'automobile, quindi utilizzare il trasporto pubblico o la bicicletta, ma soprattutto ridurre quello che è l'utilizzo al massimo, quello che è l'utilizzo di combustibili alternativi quali legna o pellet, ma soprattutto è divieto di utilizzo di stufe a pellet che non siano a 3 stelle. Provvedimenti antismog applicati al livello di massima severità previsto in ordinanza, dunque. È stato fatto tutto il possibile, anzi è stato fatto di più che precedentemente per trovarci in questa situazione in maniera pronta, però è chiaro che non possiamo combattere contro le condizioni climatiche. Io sottolineo ancora che, visto come si è chiuso la manovra finanziaria che non prevede praticamente nulla per i comuni, soprattutto quelli virtuosi per l'ambiente, ecco, forse qualcun altro dovrebbe sentirsi leggermente in colpa. È iniziato oggi al Tribunale Ecclesiastico di Padova per comportamenti non consoni inerenti agli impegni derivati dall'obbligo del celibato per i preti il processo canonico a Don Marino Ruggero, sacerdote padovano dimessosi il 2 gennaio scorso da parroco di San Lorenzo in Ronconna dal Bignasego. Lo rende noto la diocesi Eugania, che ha avviato il procedimento su mandato del vescovo Monsignor Claudio Cipolla. A Don Ruggero, alla luce di precise accuse avvalorate da prove, precisa la nota, vengono contestati comportamenti non consoni allo stato clericale inerenti agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti. Il sacerdote, in difesa del quale i parrocchiani nei giorni scorsi avevano espresso solidarietà, era salito alla ribalta delle cronache locali per alcune prese di posizione su alcuni temi come immigrazione e legittima difesa vicine a quelle della Lega. Le sue dimissioni erano state attribuite a queste opinioni. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare di politica, con la politica a Padova, all'interno del comune di Padova, perché i gruppi politici di centrodestra all'attacco delle scelte della giunta Giordani dicono siano condizionate dal conflitto interno tra moderati ed estrema sinistra.
Padova non sarebbe più la città dei problemi, ma ora è la città delle emergenze. Quasi tutte le forze di opposizione in Consiglio Comunale, assenti Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, informano i cittadini che sarebbero in corso dei continui scontri tra moderati e ambientalisti all'interno della maggioranza del sindaco Sergio Giordani, e questo porterebbe a una mancanza di una visione generale della città e a maggiori problemi per i padovani, a cominciare dai parcheggi. L'emergenza parcheggi di sicuro è una di queste, del resto i numeri parlano chiari. Allora ricordiamo i 126 posti auto in piazza Insurrezione, i 112 in via Risorgimento, i 40 in Corso Milano, i 425 in Park Rabin, quelli in piazzale Boschetti 276 e potrei andare avanti a non finire, perché per un totale di meno 1120 posti totali è evidente che oggi serve individuare una risposta. Che si fa poi dei beni di proprietà comunale? Ubaldo Lonardi ha assistito perplesso alla cessione avvenuta, dice, gratuitamente, di un intero padiglione della fiera all'università. È un depauperamento rispetto allo scopo che questi immobili hanno, che questo terreno ha, vale a dire quello di essere promozione del territorio, sia come fiera che come anche altre attività. Viene meno una parte della fiera al suo scopo senza alcun dibattito su questo. E il Comune cosa ne ricava? Ma il Comune non ricava assolutamente nulla, nel senso che tutto quel terreno l'ha conferito a una società di diritto privato che è Padova Fiera Immobiliare, dove è socio al 49%. Per questa cessione il Comune, dice Lonardi, si sarebbe fatto carico, stranamente, dell'imposta di registro, pari a ben 2,5 milioni di euro. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, intanto oggi era assieme a Marco Goldin a Otterlo in Olanda, dove ha sede il Kröller-Müller Museum in Olanda, appunto, dal quale proverranno molti dei prestiti della grande mostra evento Van Gogh, i colori della vita, che aprirà il 10 ottobre al centro San Gaetano di Padova fino all'11 aprile 2021. A Padova saranno esposte 125 opere, una settantina delle quali dal Museo di Otterlo, e che con il Van Gogh Museum di Amsterdam contiene il maggior numero di opere del pittore. Di Van Gogh saranno presenti 40 dipinti e oltre 40 disegni. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10 in studio Cesare De Stefani, titolare dell'Osteria Senza Oste. Poi a seguire alle 21:15 torna come ogni lunedì in prima serata Ring, la politica alle corde. In studio Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva e ancora Gianluca Forcolini della Lega, Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Veneto, e Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Sul Triveneto si estende un promontorio anticiclonico che manterrà ancora condizioni di tempo stabile e senza precipitazioni. Il dettaglio di martedì 14 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato con cielo poco nuvoloso in montagna, nubi basse e nebbie anche fitte, invece in pianura localmente persistenti anche per tutto l'arco della giornata. Vediamo anche le temperature minime sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 6 gradi circa. La previsione ora del Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà un po' dappertutto, solo con qualche addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui ampiamente soleggiato, il cielo sarà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime anche qui sotto zero, massime fino a 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.